Prego. Ben ritrovato a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL per la sicurezza e la polizia. Alcol test annullati dai giudici, il prefetto non ritirato le patenti, ed è questa ovviamente la domanda che abbiamo proposto oggi. Circolare shock, la possiamo definire così, ad Avellino, i poliziotti le restituisca lui, noi le dobbiamo prendere. Da che parte sta lei? Beh, io credo che la chiave di lettura sia da vedere da ambe le parti. Qua secondo me innanzitutto c'è un litigio che nasce tra il giudice di pace e il prefetto. Cosa succede? Succede che ogni volta che ad Avellino il poliziotto andava a ritirare il documento di circolazione, succedeva che il giudice di pace ridia la patente immediatamente al conducente, al titolare. Questo ha fatto scaturire senz'altro una circolare di questo genere da parte del prefetto. Questo non va bene. Non va bene perché ricordiamo che il prefetto è comunque autorità provinciale, la massima autorità provinciale per la sicurezza, pubblica sicurezza, il che vuol dire che adesso se 110 prefetti prendessero per buono questa circolare, credo che sia un po' un pericolo, come diceva all'inizio nella prefazione il direttore, potrebbe diventare un'azione veramente pericolosa. Andate a dirlo a chi magari ha perso un familiare, un genitore per colpa di un ubriaco che ha investito queste persone, credo che sia questo. Il problema poi è un altro, scusi, il problema è invece del poliziotto. Allora scusi, io cosa sto a fare sulla strada a ritirare la patente a quello che ho si chiama delegittimare anche. Esatto, e questo vuol dire proprio andare contro anche a quello che è il lavoro del poliziotto che in quel momento applica questa legge. Allora per quello noi chiediamo al Ministro dell'Interno che vada a vedere un attimino di questa circolare, perché si diventa specchietto per tutti e in Italia potremo fare in macchina quello che vogliamo e stiamo ancora aspettando quella famosa legge dell'omicidio stradale. Infatti a Napoli contro mano abbiamo visto proprio sabato i due fidanzati, il fidanzato pare ubriaco, aveva fatto buffa con la morosa, sì. La morosa addirittura è scappata nel sedile, ha preso contro mano la tangenziale e ha ammazzato chi andava a lavorare. Lui è rimasto vivo, perché accade sempre così, e la fidanzata è morta. E adesso non li fanno. Adesso sembra, no, pare che adesso vogliono tramutare in omicidio volontario. Vabbè.